Il traguardo accoglie la carovana del primo Grand Tour delle Ville Venete con i piloti applauditi da spettatori entusiasti. Tutto è filato liscio, merito anche dei molti vigili urbani, dei carabinieri e dei 9 agenti della polizia stradale che come angeli custodi hanno scortato le vetture attraverso tutti i comuni toccati dai 440 km di gara. È stata una gara meravigliosa e hai fatto qualcosa di veramente grande. Grazie, vi aspettiamo la prossima volta. Nel pomeriggio si svolgono le premiazioni alla presenza delle autorità locali, tra cui il comandante dei vigili, colonnello Gori, e l'appassionato presidente del consorzio Terme Euganee, Massimo Sabbion. Una torta festeggia il compleanno dei Giuliano, Musumeci, Greco e Paolin, prima che prenda la parola Giovanni Ponchio, nuovo sindaco di Abano Terme. Grande successo presso i nostri cittadini, ma anche e soprattutto presso i nostri ospiti. E quindi è una manifestazione, a mio avviso, destinata ad avere un futuro notevole. Quello che ha attaccato 10.000 locandine. E in entrambi i casi a portare a casa un risultato. Equipaggio numero 7, Sacinotto Fortunato. Un riconoscimento a tutti con le coppe e la serigrafia realizzata in esclusiva per la gara dal maestro Baron. Fabio Testi, autore di Una buona prova, è terzo assoluto con Perbellini. Equipaggio numero 16. L'equipaggio dei coniugi tedeschi Kriegel-Steiner è secondo assoluto e primo degli equipaggi stranieri. Ed è anche il primo degli equipaggi stranieri. L'equipaggio numero 18, vincitore assoluto del primo trofeo delle Ville Venete, Massara Schila su Austin Indy. I concorrenti milanesi, Giulio e Simona Massara, si aggiudicano la gara facendo ban bassa di trofei e riconoscimenti. Il prezioso orologio Kairos, messo in palio dalla Chrono Suisse, è vinto dal bolognese Lorenzo Matteucci. Si è concluso così, tra volti soddisfatti, il primo Grand Tour delle Ville Venete. Un'avventura difficile da dimenticare che abbiamo vissuto un minuto dietro l'altro in questa magica regione.
Intervistiamo ora un socio del Club Veneto che ha dato lustro alla nostra regione. Il mio nome è Bruno Grollo, i miei genitori vivono a Cusignana, provincia di Treviso in Italia. E io sono nato qui a Melbourne in Australia. Papà lavorava nel bosco prima di sposarsi e dopo di sposarsi ha fatto i figli e ha specificato il business di fare cimento. E dopo di fare cimento abbiamo principiato anche noi, ho principiato io prima a fare altri lavori più grandi fino a che abbiamo fatto magari i grattacieli che vedrai domani. Ed eccone un paio qui in alto a sinistra. Pour l'instant, on est en train de faire la bière triple, la Gouden Carolus triple. Donc nous avons 4 bières de base, la classique, la triple, la Ambrio et la Hop Signor, qui sont nos 4 bières de Gouden Carolus. Et je propose de les déguster les unes après les autres pour vous donner quelques commentaires. Notre première bière est la Carolus classique. C'est la bière originale. C'est notre bière brune depuis toujours, depuis des générations et générations. Et c'est une bière qui a un goût bien spécifique dans le sens que le mélange des maltes caramélisés, la force des autres maltes, les épices, le tout fait de cette bière une bière un peu vineuse qui combine un petit peu la chaleur du vin et la fraîcheur de la bière.